Allora, stasera oggi si parla di rischio idraulico, non so quanto succede in Romagna, ma sappiamo che il Veneto ha i suoi problemi, diciamo. La domanda: il Veneto è in sicurezza di questo convegno? Trova una risposta positiva? E intanto rispondiamo che il rischio zero non esiste, quindi questo va messo in conto. L'obiettivo della Regione è stato quello negli ultimi anni di investire sulla sicurezza idraulica e ci abbiamo messo oltre 2 miliardi di euro in opere di difesa del suolo, consolidamenti arginali, bacini di laminazione, sostituzione di briglie, soglie, pennelli, insomma tutta una serie di interventi che hanno lo scopo di migliorare la sicurezza dei cittadini del Veneto. C'è ancora un cammino da percorrere. Le opere fin qui realizzate funzionano? Sì, ne abbiamo avuto la riprova con l'emergenza Vaia nel 2018 e con l'emergenza alluvionale che abbiamo registrato nella notte fra il 5 e 6 dicembre del 2020, dove abbiamo registrato precipitazioni piovose di picco decisamente superiori rispetto a quanto accaduto nel 2010, quando mezzo Veneto si allagò, e anche al 1966, quando ci furono 100 morti in Veneto. E i danni ci sono stati, ma sono stati inferiori, non abbiamo avuto i danni che abbiamo avuto nel 66. Quindi vuol dire che la strada tracciata è quella giusta, c'è ancora molto da fare, però se la strada è giusta dobbiamo percorrerla fino in fondo. I cambiamenti climatici stanno incidendo molto, un tempo non avremmo assistito a questi eventi, oppure in realtà, come l'alluvione del 66 dimostra, sono inevitabili? Allora, le alluvioni succedono, succedevano anche in passato, adesso quello che cambia è che la frequenza di questi eventi sta aumentando e quindi dobbiamo da un lato cercare di mitigare i cambiamenti climatici, e quello è un percorso molto lungo, su questo stiamo lavorando con il piano di mitigazione che stiamo portando avanti in Consiglio regionale, e dall'altra con l'adattamento ai cambiamenti climatici, quindi essere pronti ad affrontare queste situazioni con opere strutturali, quindi quelle che ho appena descritto per esempio, e anche con i comportamenti, quindi con azioni non strutturali, in modo che il cittadino sia consapevole che il rischio zero non esiste e con alcune azioni riesca ad approcciarsi alla situazione di rischio in maniera da non mettersi in condizioni di difficoltà da solo. Il rischio zero non esiste, però anche il singolo cittadino può cercare di evitarlo il più possibile.